Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Giuseppe Zampino, ha disposto il sequestro preventivo dei supermercati R7 Sisa, del capitale sociale e delle merci in magazzino riconducibili alla società Quadrifoglio, siti in Agrigento. L'operazione condotta dalla Procura riguarda beni e risorse per un valore complessivo di oltre 4 milioni di euro, che secondo l'accusa sarebbero stati fatti sparire da un'azienda in vista di un fallimento pilotato e trasferiti a un'altra società costituita ad hoc, compressa a nome, per continuare l'attività senza dover affrontare i debiti preesistenti. L'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza accusa la famiglia Longi di aver svuotato la vecchia società, denominata Alca, secondo il classico schema della bancarotta fraudolenta, per riprendere il controllo dei punti vendita attraverso la creazione di una nuova società denominata Quadrifoglio SRL. Giovanni Alongi, di 86 anni, e suo figlio Carmelo Elio, di 53, Giuseppe Laura, di 48, sono tra gli indagati insieme a Vincenza Cipolla, 77 anni, moglie e madre dei tre. A tutti è contestato il reato di autoriciclaggio per aver fatto sparire tra il 2018 e il 2019 ben 4 milioni di euro della vecchia società destinata al fallimento, reinvestendoli in quella nuova. La Procura aveva chiesto anche il sequestro dei beni personali e l'applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per i membri della famiglia Longi, richiesta che è stata però rigettata dal giudice ritenendo non più attuali le esigenze cautelari. Tuttavia i punti vendita sarebbero stati dirottati alla Sisa Group, amministrata dal palermitano Giovanni Sammaritano, anch'egli indagato. Il team di difesa degli indagati, composto dagli avvocati Posante, Gaziano e Biondo, hanno annunciato l'intenzione di impugnare l'ordinanza al Tribunale dell'esame. Allo stesso modo i pubblici ministeri potrebbero decidere di appellarsi contro la decisione del giudice di non disporre gli arresti domiciliari per i membri della famiglia Longi.